Ed ora la rubrica 3 minuti per la tua salute. Quest'oggi il dottor Madeschi incontra la dottoressa Girardi, specializzata nel trattamento dei giovani con disagi mentali. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che parla della salute non solo nel nostro territorio ma anche delle regioni circostanti. Oggi abbiamo una dottoressa che è laureata in psicologia, ma è anche specializzata in psicoterapia psicoanalitica, sostanzialmente fa psicanalisi per la gente che magari non conosce tutti i termini. Quello che è importante è che lei è responsabile di un centro, il centro Al Ponte, da non confondere quindi col nostro Il Ponte. Ecco, cerchiamo di spiegare cos'è questa associazione. Allora, il Centro Al Ponte è un centro nato dall'associazione AIDSAM, che è un'associazione di carattere nazionale, un ONLUS che si occupa di disagio mentale. Nel 2005, in accordo con i comuni del mandamento di San Donà di Piave, l'ASL 10 e il servizio di psichiatria, è nato il Centro Al Ponte. Ecco, e lavorate quindi in accordo con la ULSS. Sì. Ecco, di cos'è che si occupa in modo particolare? Allora, l'idea che ha fatto nascere il centro era quella di creare un terzo polo per persone con disagio mentale, un terzo polo nel senso che queste persone solitamente ruotano tra la famiglia e il centro di salute mentale. Noi volevamo creare uno spazio che permettesse a loro di socializzare, di fare delle cose, di relazionarsi con persone che non avessero i loro stessi problemi, quindi per esempio i nostri volontari, e quindi creare uno spazio di socializzazione. A questo punto sono nati i laboratori protetti, quello di sartoria, giardinaggio e uso del PC, e poi insieme a questi c'è tutta una costellazione di altre attività di tipo più ricreativo e ludico, come per esempio la fotografia, la pittura, il ballo, la pesca e altre attività. Lo scopo di queste attività non è uno scopo, è uno scopo sociale e riabilitativo. Noi non facciamo psicoterapia e non seguiamo i pazienti da un punto di vista farmacologico, perché queste sono cose che vengono delegate al centro di salute mentale e appunto la nostra idea era quella che le persone potessero trovarsi insieme e stare insieme. Per potersi riinserire, però uno può chiedersi come arrivano, che non sono pazienti, sono persone che hanno bisogno. Che hanno disagio. Allora, questi qui come arrivano? Vengono mandate dal centro di salute mentale o possono i parenti già rivolgersi a voi se ritengono aver bisogno di un aiuto? Allora, queste persone vengono tutte inviate dal centro di salute mentale perché noi vogliamo fare un progetto che sia creato sulla persona e quindi che sia concordato con il centro di salute mentale perché sia il più possibile adatto a quella persona. Quindi accedono inviate da questo. Ultima domanda, quante persone sono dentro, frequentano voi? Allora, più o meno adesso ci sono una quarantina di persone. E provengono tutte dal nostro territorio? Sì. Bene, ringraziamo la dottoressa che la rivedremo su un altro campo la settimana prossima.